Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, Ragioniamoci Sopra, Radio Libertà, qui con voi Giuliano Zulin. Parliamo ovviamente di autonomia, riforme, regionalismo, più poteri ai territori e meno allo Stato centrale. E una di queste tendenze è arrivato da un incontro di 2 o 3 settimane fa tra la Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente della Regione Lazio Rocca e il Sindaco di Roma Gualtieri. Per quale motivo? Per arrivare a una riforma della Costituzione affinché Roma possa avere più poteri, il cosiddetto DDL Roma Capitale. Roma è una città che ha più o meno sui 3 milioni di residenti, è particolare nel senso che rispetto al Lazio è quasi un mondo a parte, chiaramente, e le altre capitali europee hanno tutte uno status preciso. Roma in realtà è una città, un comune, chiaramente come le altre grandi aree, le aree metropolitane, tra virgolette normale, per cui da anni si prova a dare uno status specifico a Roma con più poteri legislativi e ovviamente le amministrazioni romane chiedono anche più risorse. Siamo arrivati forse al dunque, nel senso che praticamente a fine febbraio, prima che scoppiasse la guerra, c'è stato questo incontro appunto per arrivare a una sintesi. La sintesi è stata trovata con una formulazione di un emendamento da inserire in Costituzione che recita così: la legge dello Stato può attribuire ai comuni capoluogo delle città metropolitane specifiche e ulteriori funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Ora, questo in teoria non è che vale solo per Roma, vale anche per Venezia, vale per Milano, vale per Napoli, vale per Bologna, vale per Torino. Faccio degli esempi chiaramente, ma ha un potere incredibile, se bisogna capire poi come sarà usato, ovviamente. Già dopo l'accordo, praticamente il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, aveva detto: dobbiamo distinguere tra i poteri legislativi e i poteri amministrativi. Sui poteri legislativi ha detto, essendo anche lui presidente dell'ANCI, è naturale che l'unica sia Roma Capitale. E in questo ambito praticamente la Lega con il ministro Roberto Calderoli ha ovviamente accettato questa nuova versione, no? E quindi in teoria si dovrebbe arrivare in Parlamento a breve, anche perché il tema qual è? Da una parte c'è un accordo bipartisan, perché Gualtieri è del PD, poi voglio dire Giorgia Meloni, sappiamo tutti di che partito è, il centrodestra è d'accordo, quindi in teoria si può andare anche velocemente verso una riforma della Costituzione che dia più poteri alle città metropolitane e in particolare in questo caso a Roma. La questione qual è? Che in teoria l'idea sarebbe di arrivare entro fine legislatura a fare tutto ciò. Servono 4 passaggi parlamentari e tra l'altro cadenzati nel senso di 3 mesi di distanza uno dall'altro, e per evitare un referendum confermativo, che è per esempio quello per il quale dovremmo andare a votare domenica e lunedì di questa settimana prossimi, per la riforma della giustizia, serve appunto una maggioranza qualificata, più o meno 2/3 del Parlamento. E quindi in teoria, se il centrodestra e il PD votano, non si dovrebbe ricorrere al referendum. Chiaro che però ci sono delle questioni politiche da risolvere. Da una parte c'è il tema che anche nel PD non è che ci sia proprio della grande unanimità, anche perché il PD dice: cavolo, se passa questa roba poi Giorgia Meloni avrà un'ulteriore bandiera da sventolare in campagna elettorale, perché poi comunque prima o dopo si va a votare anche per il Comune di Roma, a questo punto per Roma Capitale, chiamiamola così,
e dall'altra parte ovviamente il centrodestra dice cavolo, se perdiamo magari le elezioni comunali, Roberto Gualtieri, che magari metti venga rieletto, sarà il primo sindaco di Roma Capitale con pieni poteri, soldi e tutto quanto, per cui c'è anche questo chiaramente guardarsi in cagnesco. E infatti tutto il 9 marzo doveva arrivare il testo in Parlamento, dopo l'accordo tutti felici, certo è scoppiata la guerra, poi è entrata nel vivo la campagna elettorale sul referendum, per cui ci sono stati un po' di rallentamenti, e Roberto Gualtieri pochissimi giorni fa, parlando proprio sul tema di Roma Capitale, dice non c'è stata nessuna accelerazione, no? per cui perché poi il tema è anche, poi al di là dell'accordo, del testo da inserire come emendamento, come nuovo comma della Costituzione, c'è un tema proprio anche su le competenze, no? Per esempio la gestione dei rifiuti, il turismo, servirebbe appunto un disegno di legge costituzionale. Una legge ordinaria in realtà potrebbe già procedere a un ampliamento dei poteri, che è quello anche su cui spinge per esempio Roberto Calderoli, anche perché se tu hai una legge ordinaria che va avanti per Roma, questo vale anche per Milano, per Venezia, per Torino, insomma per le grandi città metropolitane di cui abbiamo parlato. E infatti, per esempio, dal punto di vista, diciamo, dell'amministrazione romana, si dice che alcune modifiche, diciamo, ai poteri di Roma passerebbero proprio anche da una legge ordinaria. Dice Gualtieri, tutto è legato al tema però è legato al tema delle risorse, che per noi è fondamentale per avere un beneficio effettivo. Non è che a Roma servono tutti i poteri, non serve fare di Roma una regione, non avrebbe senso, dice Gualtieri. Serve rafforzare i suoi poteri su una serie di dimensioni, alcune amministrative, alcune legislative, e soprattutto di commisurare le risorse ai compiti. Quindi dice appunto Gualtieri, proprio perché non può essere una città come le altre, non ci interessa che chi si intesterà questa riforma, ribadisce ancora il sindaco, serve che si lavori in parallelo tra leggi ordinarie e riforme costituzionali. E quindi chiaramente la questione è apertissima, no? Allora, il tema qual è? Che fa un po', tra virgolette, non dico ridere per non piangere, no? Allora, noi abbiamo fatto una riforma, non noi ascoltatori, ma il governo di centrosinistra approvò una riforma della Costituzione nel 2001 per dare più potere alle regioni. Un famoso regionalismo spinto, chiamalo federalismo lento, chiamalo come vuoi, insomma, chiamalo autonomia differenziata, e una riforma che poi fu confermata dal voto degli italiani nell'ottobre del 2001 da oltre più o meno 12 milioni di italiani, e questo diciamo è rimasta lettera morta per 20-25 anni, tant'è che tra l'altro in questa riforma era anche previsto la creazione dei LEP, cioè livelli essenziali di prestazione, perché giustamente anche all'epoca si notava che alcuni territori erano più avanti come offerta dei servizi e qualità dei servizi offerti rispetto ad altri territori, e quindi si era deciso di creare dei servizi, dar vita o lavorare per arrivare a un obiettivo di avere servizi basilari, almeno uniformi per tutto il territorio italiano. Scusate, praticamente tutti i governi che sono succeduti, soprattutto quelli di centrosinistra, che erano in teoria i padri di quella riforma, se ne sono bellamente fregati. Gli unici che se ne sono interessati è il governo, è la Lega in particolare, e questo ultimo governo, questo qua guidato da Giorgia Meloni, che ha portato avanti delle leggi per quanto riguarda, per applicare quello che ha scritto nella Costituzione. Ovviamente quando arrivi ad applicare la Costituzione è un casino, perché poi arrivano i pareri della Corte Costituzionale che dicono no, non si può fare questo, no, non si può fare quello, ma il legislatore voleva dire quello, ma voleva dire quell'altro. Alla fine, se vai a vedere le sentenze della Corte Costituzionale sull'applicazione dell'autonomia differenziata, praticamente non devi fare nulla, non puoi fare nulla.
dicono non puoi trasferire delle materie ma solo delle funzioni, quando in realtà se tu leggi la Costituzione non c'è scritto che bisogna trasferire le funzioni, si parla proprio di materie che possono essere concorrenti. Poi ovviamente è lo Stato centrale che si mette d'accordo con le regioni e poi ci mancherebbe, serve anche un voto del Parlamento, tra l'altro qualificato ovviamente, non certo maggioranza semplice, maggioranza qualificata. Però, come dire, siccome non si vuole portare avanti questo progetto di decentramento e miglioramento della qualità dei servizi e di certezza delle responsabilità e delle risorse, alla fine per quanto riguarda l'autonomia differenziata siamo fermi da 25 anni con l'applicazione dei dettami costituzionali. Siamo fermi e nello stesso tempo si sta allargando la forbice nord-sud, a scapito ovviamente dei cittadini del sud, in particolar modo che sappiamo, abbiamo raccontato tante volte qui a Ragioniamoci Sopra, devono andare a curarsi al nord, spendere soldi, poi devono andare, tante volte vanno a cercare lavoro al nord o specialmente all'estero, e diciamo è una situazione che è sempre purtroppo in via di peggioramento per quanto riguarda la qualità della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, ma non si vuole fare l'autonomia. E invece apriamo un altro fronte che è quello di Roma Capitale, e lì bisogna fare presto, bisogna fare tutto entro la legislatura, 4 passaggi parlamentari, addirittura 2 voti subito entro l'estate, poi passare all'autunno, in modo che arrivare a dicembre, insomma a gennaio o inizio 27 con la riforma fatta, perché Roma non può più aspettare. Ricordo che a Roma noi per vari motivi diciamo che tutti i contribuenti italiani hanno versato 300 milioni l'anno per tappare un buco di bilancio che si era creato nei primi anni 2000, addirittura dopo il giubileo, ma non solo per colpa del giubileo ovviamente, ma per spese non gestite bene, diciamo, da vecchie amministrazioni più o meno tutte di centrosinistra. E cavolo, cioè, la cosa incredibile è che per i comuni, tra l'altro queste città metropolitane, se volessimo essere un po' bastardi, sono tutte guidate da sindaci di centrosinistra, e lì bisogna fare presto, a parte Venezia per dire, dove si va a votare anche fra poco, Milano, Torino, Genova, Bologna, Napoli, Roma, Firenze, faccio dei Bari stessa, cioè praticamente c'è questa corsa ad avere più poteri, ma ovviamente tutti questi sindaci ma devo avere anche più risorse, perché se no cosa me ne faccio dei poteri? Allora uno dice, ma scusate, ma tutte le riforme di cui abbiamo parlato per 25 anni, di cui ha parlato il centro-sinistra, Bonaccini, l'abbiamo detto tante volte qui, ma anche Elly Schlein, erano favorevoli all'autonomia differenziata fino al 2022, non fino al 1322. Adesso non va più bene, adesso vogliono questi superpoteri per le città metropolitane, perché ci sono loro in fretta, in furia, dai veloci muoversi, e svuotando di fatto poi tutta la questione. Per esempio, cioè, loro vogliono dei poteri che non si sa ben per cosa, quando per esempio la sanità rimane alle regioni. Ma è la sanità uno dei pilastri dei servizi pubblici offerti ai cittadini? È la sanità che ha dei problemi, è la sanità che necessita di interventi primari proprio per migliorare la qualità e soprattutto garantire una sostenibilità dell'offerta sanitaria proprio per i cittadini, non solo per domani sera o fra un anno, ma fra almeno 4-5 anni, il 2030, no? E invece no, si parla solo di avere più poteri. Adesso la nuova moda è le città Stato, no? Benissimo, che a noi fanno strapiacere, perché quando c'è un cambiamento vuol dire che qualcosa si muove e sicuramente può solo che migliorare. Però prima magari di avventurarsi in una riforma della Costituzione, che poi dopo necessiterà chiaramente di provvedimenti attuativi, magari se andassimo prima a completare l'autonomia differenziata, forse faremmo del bene ai cittadini, forse. Abbiamo parlato delle riforme costituzionali per dare più poteri a Roma Capitale e alle città metropolitane, ma c'è da dire adesso una cosa che è successa in Puglia.
perché abbiamo detto bene le città metropolitane, però la riforma all'autonomia che riguarda molto la sanità, cosa ne facciamo? In Puglia è successa una roba incredibile, nel senso che la legge di bilancio ultima, quella approvata dal governo a dicembre, presenta alcuni articoli per fissare finalmente i LEP, i livelli essenziali di prestazione, che lo ricordo sono previsti in Costituzione dal 2001, ma tutti se ne sono fregati, con il risultato di aumentare le differenze tra nord e sud. Adesso in teoria il governo, in particolare il ministro Calderoli, dice cavolo, vorrei inserire finalmente dei criteri, cominciare a lavorare per attuare poi l'autonomia differenziata. Benissimo. La regione Puglia guidata da De Caro, che è stato tra l'altro eletto a novembre e poi si è insediato praticamente 3 mesi dopo, uno dei primi atti qual è? Fare ricorso alla Corte Costituzionale per bloccare l'attuazione l'idea di mettere nero su bianco i criteri dei livelli essenziali di prestazione. C'è un articolo bellissimo che è stato pubblicato da poco su lavoce.info, quindi non un sito di informazione sovranista o secessionista, ma più o meno di centrosinistra, riformista, liberale, insomma, quello di Tito Boeri, per capirsi. E il titolo è LEP al Sud, un autogol, il ricorso alla consulta. Scritto da Francesco Porcelli, che vi dico anche chi è Francesco Porcelli, proprio per essere precisi, professore associato di economia politica all'Università di Bari. Dal 2015 al 2020 è stato economista in SOSE SPA, cioè la società che ha curato la costruzione dei modelli di stima dei fabbisogni standard degli enti territoriali italiani. Non è, immagino io, cioè in quegli anni non c'era certamente il centrodestra al governo, parliamo di un professore che forse non è proprio leghista, ma chissà, al di là delle sue idee, comunque può avere quello che vuole, chiaramente. Si dice questo, no? Allora, praticamente la legge di bilancio introduce per la prima volta un sistema di garanzia di livelli essenziali di prestazioni dell'assistenza sociale, i LEPS, l'innovazione spinta molto dalla congiunzione astrale del PNRR, è di metodo, dice. Si passa da livelli essenziali enunciati come principi, che sono rimasti largamente inattuati, come abbiamo sempre detto, a livelli quantitativi e verificabili. Per ogni ambito territoriale e sociale viene definita una soglia di spesa di riferimento calcolata sui fabbisogni standard monetari dei comuni e non sulla spesa storica, con un monitoraggio strutturato e potere sostitutivo statale in caso chiaramente di inadempienza. Allora, adesso andiamo dei dati, no? Allora, praticamente si legge, i numeri dicono che attualmente il sud e le isole, per quanto riguarda i livelli, i servizi sociali dei comuni, i numeri dicono che il sud e le isole spendono 88 euro per abitante, meno della metà del nord, 180 euro al nord, e restano sotto la soglia di riferimento di oltre 16 euro per abitante. Il divario è interamente concentrato nelle regioni meridionali e insulari, dice il professore sulla voce.info. Nord e centro dispongono già di livelli di spesa superiori alla soglia. Per costruzione del meccanismo perequativo, le risorse aggiuntive sono destinate a colmare il gap, facendo leva sull'esperienza del programma Obiettivi di Servizio dei Comuni, che dal 2021 ha portato nel Mezzogiorno risorse aggiuntive pari in media oltre il 40% dei fabbisogni standard. E veniamo al tema della Puglia. In questo quadro, dice il professore sulla voce.info, dal Mezzogiorno giunge un segnale ambiguo, cioè perché appunto il 24 febbraio la giunta della Puglia ha deliberato un'impugnazione davanti alla consulta dei commi 706 e 711 relativi appunto al livello essenziale per l'assistenza all'autonomia e della comunicazione. La Regione contesta l'assenza di un'adeguata istruttoria sugli impatti finanziari, la mancanza di copertura integrale statale, l'insufficienza delle risorse per la fase transitoria, bla bla bla. La preoccupazione della Puglia sul piano finanziario, dice giustamente il professore, merita attenzione.
Però tuttavia la strategia del ricorso contiene una contraddizione, nel senso che le risorse aggiuntive del sistema di garanzia, assieme al meccanismo ordinario di perequazione, bla bla bla, sono strutturalmente orientate a beneficiare i territori dove la spesa è più lontana dai livelli standard, cioè il mezzogiorno. Ecco la frase: impugnare la norma che istituisce il meccanismo equivale per le regioni del sud a fare ricorso contro la propria opportunità di recupero. Il rischio concreto è che il ricorso blocchi l'intero impianto in ritardo di attuazione, compromettendo anche il rispetto degli impegni assunti con l'Unione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'è poi un altro aspetto, dice il professore: la formalizzazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria come livelli essenziali costituzionali aprirebbe, se solo si decidesse di imboccarla, la strada verso fabbisogni standard monetari specifici per macro area sanitaria, analoghi tra l'altro a quelli già operativi per i servizi sociali. Quindi la domanda non sarebbe più come ripartire le risorse disponibili, ma quanto costa garantire le prestazioni promesse ai cittadini. Chiedere l'intervento della Corte significa perdere di vista l'opportunità concreta che la norma, con il passaggio appunto dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza, ai LEP sanitari, può offrire da subito di incidere sui divari di risorse denunciati dalle regioni meridionali. Cioè, calcolare i fabbisogni monetari della sanità potrà essere utile per almeno due motivi, dice il professore. Primo, perché sapere esattamente quanto manca è il prerequisito per qualsiasi scelta politica seria, ovviamente, di attribuzione delle risorse. Secondo, perché un calcolo basato su costi efficienti potrebbe dimostrare che i soldi in realtà ci sono, ma vanno spesi meglio e dove serve davvero, come diciamo sempre qui a Ragioniamoci Sopra. Le regioni meridionali potrebbero forse ottenere più risultati imboccando una strada alternativa, cioè chiedere la piena applicazione del nuovo impianto, dimostrando nelle sedi istituzionali la necessità di risorse aggiuntive, e questo certo, risorse che, come emerge dai dati sul commissariamento dei comuni inadempienti verso gli obiettivi dei servizi comunali, il Mezzogiorno talvolta fa fatica a spendere per carenza di capacità amministrativa. Infatti oltre il 75% dei comuni commissariati ha poi completato i cronoprogrammi, a conferma che il problema risiede anche nella capacità gestionale, non solo nella dotazione delle risorse. E poi chiaramente gli standard della legge di bilancio non sono assoluti, sono tappe di un percorso progressivo. Negoziare dentro il sistema, tanto sui servizi sociali quanto sulla sanità, forti di norme che per la prima volta lo consentono su basi costituzionalmente solide, potrebbe essere una strategia efficace e non il ricorso alla consulta. E questo l'ha scritto Francesco Porcelli, professore di economia politica all'Università di Bari, Aldo Moro, contestando il ricorso della Regione Puglia guidata da un esponente del centro-sinistra come De Caro presso la consulta contro un qualcosa che è inserito in manovra nella legge di bilancio, che dice: ragazzi, bisogna fissare dei termini in base ai quali un servizio può essere considerato minimamente standard, quanti soldi servono, così. E così allora, quando tu hai un calcolo ben preciso, specifico, puoi dire: ok, ragazzi, mi servono 3 euro in più perché, in base ai miei calcoli, per avere, non so, più asili nido, più infermieri, più RSA, più quello che è, mi servono X euro. Non adesso lo dici: datemi le risorse, e per poi cosa ne fai? Non si sa. Questa è una roba incredibile, ovviamente figurarsi se qualcuno del centro-sinistra ne parla, perché ci mancherebbe altro. Conviene sempre dire che il nord vuole affamare il sud, che tanto, voglio dire, chi se ne frega. Che poi la roba più incredibile è che poi quelli del nord non manco ribattono a questa frase. Cioè non è che dicono: ma scusate ragazzi, forse è proprio l'autonomia che migliorerebbe i servizi al sud, perché tu fissi, ogni cosa avrebbe un valore, un numero, un costo, e in base ovviamente ai numeri e ai costi, cosa fai tu dopo? Ovviamente dici: io Puglia a me Puglia mi servono 10 euro, a me Campania mi servono 11 euro. Benissimo, servono delle risorse ben precise che nessuno poi ti può contestare. E invece adesso è ovvio che, cioè, se tu mi dici voglio più soldi, ma basta vedere il Fondo Sanitario Nazionale che si viene suddiviso poi alle regioni, i soldi che vanno alla Campania sono gli stessi che vanno al Veneto, perché sono distribuiti in base a popolazione, numero di abitanti, età media, tutte queste robe qua.
stesse risorse, qualità di servizi completamente diversi. Allora forse, come diciamo sempre noi, non è un problema di risorse, ma di gestione della spesa di queste risorse. Finalmente, anche non solo nel mondo, diciamo, del centrodestra o leghista, che storicamente in teoria è più autonomista di altri, si muove qualcosa, ma almeno c'è l'obiettività di dire che è proprio, se tu non vuoi fissare un criterio, se tu ricorri contro il consulto perché non vuoi che vengano fissati i criteri, ti fai l'autogol da solo. La Puglia, che tanto dice che pensa ai propri cittadini e al sud, fa autogol perché non vuole il superamento di questa situazione che purtroppo crea sempre maggiori disuguaglianze fra cittadini di Serie A e Serie B, il tutto senza l'autonomia. Ma noi lo aspettiamo sempre l'autonomia e ne parleremo anche la settimana prossima e quelle successive. Qui a Ragioniamoci Sopra. Giuliano Zulin, Radio Libertà, come sempre, buona autonomia a tutti. Ciao!